abbiamo colpito nel segno. Gara 1 dei playoff promozione della Serie C maschile si chiude con la vittoria dell'Itas Giorgione, che davanti al suo pubblico si aggiudica il match con un perentorio 3-0. È il nostro obiettivo, speriamo di arrivare a fine stagione con un risultato pieno. Adesso vediamo la partita in trasferta a Bussolengo. Siamo un po' giù fisicamente, abbiamo qualche problemino fisico. Speriamo di recuperare in vista della partita di sabato. Molto efficaci in battuta i trevigiani e troppo fallosi in attacco i veronesi, ma in casa del Bussolengo sabato prossimo sarà sicuramente un'altra musica. Speriamo nel ritorno sicuramente di giocare meglio, soprattutto in attacco, e prendere le misure sulla battuta, che non sembra insidiosa, però ci ha messo in difficoltà soprattutto all'inizio. Dopo, visto che un po' ci hanno preso la mano, speriamo di restare in partita più a lungo soprattutto. La gara è stata appassionante sin dall'inizio, la posta in palio è molto importante ed anche il pubblico ha dimostrato di apprezzare l'incontro. Io personalmente ero già venuto qua in questo palazzetto a giocare, c'è sempre stata una bella cornice in Serie C e comunque anche da noi di solito c'è un bel clima, sperando che sia una bella battaglia, magari più lunga, più combattuta di questa e vinca il migliore. E nonostante la bella cornice di pubblico, l'Itas non fa sconti e vuole chiudere la pratica playoff già in gara 2. Siamo contenti, non pensavo assolutamente di portare a casa il risultato col 3-0. La vittoria la volevamo assolutamente per poter eventuare la bella in casa nostra. Però a questo punto vorrei chiudere la disputa già in casa loro, perché non vorrei che un po' la tensione ci giocasse un brutto scherzo. Quindi noi cercheremo di chiudere il discorso già a Verona. Coach Ferrato pensa già al prossimo match. Il Bussolengo sbaglierà sicuramente di meno e sarà importante rimanere concentrati. Io penso intanto la battuta gli entrerà con più facilità, visto che sono nel loro palazzetto. Quindi dovremo tenere in considerazione sia l'opposto, il numero 11, che Adami, mi sembra, il numero 14, che hanno una bella battuta. E stare attenti. A me sembrava che la squadra nostra questa sera fosse messa bene anche nella correlazione muro-difesa. Continuare a cercare magari di prendere qualche palla in più a muro. Al di là del risultato della sfida promozione, quello che rimane è la certezza di aver disputato un bel campionato. Un'avventura interessante, ma non solo. Vorrei dire anche vincente, sicuramente un campionato più interessante e che sta dando soddisfazioni. Ormai siamo arrivati alla fine e penso che un altro piccolo passo e ci siamo, insomma. E in casa Bussolengo è il presidente Roberto Bernori a tracciare il bilancio di fine stagione. I maschi volevano la salvezza ed hanno conquistato il 3° posto e la chance di giocarsi la promozione. Ma anche le ragazze sono andate alla grande. Le ragazze sono arrivate al 5° posto da neopromosse, ci è piaciuto veramente, ci hanno dato una grande soddisfazione nel campionato. Pensavamo addirittura che potessero raggiungere anche loro i playoff, ci è mancato veramente poco e quindi cosa dire, 2 squadre che sono arrivate ai vertici della Serie C, direi meglio di così non si poteva. Il progetto Volley Bussolengo non si ferma di certo qui, ma prosegue sia col femminile che col maschile. Per quanto riguarda il settore maschile, la grossa collaborazione con Marmilanza Pallavolo, quindi con la possibilità di far crescere i ragazzi che in Marmilanza escono, diciamo, dall'Under 20, e senza esagerare. Per quanto riguarda il femminile, invece, dare spazio a tutte le ragazze, e sono molte, del nostro settore giovanile che oramai scalpitano per entrare nella prima squadra.